ricerca che per gli Zerg è fondamentale, insomma. Intanto vediamo che Chrome è riuscito a piazzare un osservatore questa volta, il primo era stato ucciso da questa torretta. L'espansione per il TOS è stata negata e vediamo che ha anche finito il minerale della prima base, quindi è decisamente messo male. Non può più andare di Colossi o di altro, ha sfruttato tutto quello che aveva in Zeloti, Stalker e Colossi, ha un buon esercito, però stupidamente ora non ha il minerale per costruirsi un'altra base ed è completamente fermo. Ah no, ecco, ce l'ha, quei 400 sono scattati in 88 proprio perché aveva invece programmato una base, però è molto rischioso per lui perché se dovesse subire un altro attacco e perdere di nuovo la base secondaria sarebbe spacciato, anche se comunque economicamente li definirei già spacciati, perché l'unico che sta producendo qualcosa è il Terran, che però sta ostinando ad andare di Hellion e Marauder, che anche dopo aver visto le muta, insomma, sono del tutto inutili. Intanto Sardo sta popolando la sua terza espansione, ne propongo una anche per Chrome, e cavolo Chrome, non hai ancora fatto i lavoratori nella tua prima base, hai un'economia un po' rallentata, avevi delle risorse da parte che vedo che hai utilizzato andando di triplo portale stellare, massando un po' di void che da TOS non fanno mai male, però insomma dovresti fare più lavoratori perché è un'economia un po' rallentata. Intanto il Sardo invece sta facendo ottime ricerche sia per le unità aeree che per non so perché stia continuando su Beneling e su Zergling, che sì, effettivamente di per sé contro Stalker non sarebbero male, il problema è che vabbè tu ancora non lo sai, o sì lo sai, no beh, sì che lo sai perché c'era l'osservatore di Cromo, quindi dovresti andare di corruttori nel tentativo di distruggerli i colossi, e poi sì, se riuscissi con dei corruttori, o tu probabilmente stai pensando di farlo con le mutalische, se riuscissi a distruggerli i colossi in tempo, o meglio ancora impadronirtene con gli infestatori, a patto però che tu abbia fatto la ricerca. Dov'è? No, ecco, infatti parassita neurale, attenzione, dovresti farlo, in situazioni come queste ti tornerebbe molto utile. A meno che tu non abbia la speranza di distruggerli i colossi con le mutalische e poi scagliare un esercito di Zergling belli pompati insieme a Beneling, un po' meno utili contro Stalker e Marauder, a meno che sia questo il tuo piano, io opterei più per un Roach, Hydra, Zergling, corruttori, un buon utilizzo dell'infestor. So che ti sto mettendo dentro un po' di tanta carne al fuoco, ma il buono di Roach Hydra è il fatto che le Roach fanno più da scudo perché hanno un raggio più corto di danno, di attacco, mentre le Hydra, che sono un po' più fragiline, stando alle spalle, avendo un raggio maggiore, riescono a fare parecchi danni agli Stalker impegnati a colpire le Roach. In alternativa massare solo Ling come stai facendo, però dovresti massarne veramente un quantitativo esorbitante, perché comunque di Marauder e Stalker ce ne sono, e comunque insomma tra Hellion e carri armati e colossi counter ci sono, quindi un buon utilizzo degli infestor magari per fare crescita fungina sugli Stalker e andare di parassita neurale. Mi zittisco di fronte a questo, io mi zittisco. E no, mi sa che t'ha visto. No, peccato, era bella. No, ti è andata male. Comunque il piano non era niente male, cioè le unità c'erano, semplicemente dicevi io non è che sto a fare il counter giusto per uno scontro aperto in corpo a corpo, ma vado direttamente a piantargliela in casa. Purtroppo t'hanno beccato. Beh sì, effettivamente zone d'ombra non ce n'erano, cioè dovevi proprio sperare sulla sua distrazione. Magari potevate fare un attacco simbolico frontale per distrarre il nemico per poi attaccare alle spalle. Comunque, per tornare a noi, allora niente, in questa situazione se facessi il parassita neurale saresti in buon vantaggio, perché prendendo controllo sia dei colossi che dei carri armati faresti un vero macello. Ora state un po' rischiando di andare sotto con l'economia, avete avuto vantaggio all'inizio, non l'avete sfruttato attaccando, siete stati fermi in difesa e ora i vostri avversari si stanno prendendo, eccolo qua il parassita neurale, ottimo, si stanno addirittura prendendo la base secondaria e
No, ecco, per fortuna gli avete fatto passare la voglia di costruire sulla base oro, ma comunque avete dato tempo ai vostri avversari di riprendersi parecchio. Vedete che ormai hanno degli eserciti seri anche loro. Gli Zerglings stanno per arrivare ai loro massimi potenziamenti. Qua penso che sia più una questione di micro, perché se riuscirete a attaccarli bene, colossi e carri armati, poi tutto il resto va giù che è una bellezza. Il problema sarà se gli stalker ti distruggono le muta e i carri armati e i colossi ti distruggono gli zergling. È dura, è molto dura. Per vostra fortuna l'esercito è un pelo separato, perché ce n'è un gruppo qua, un gruppo qua e un gruppo qua. Se voi unite il vostro e attaccate tutti in un punto, avete buone speranze di riuscire a batterli. Ecco che però si stanno accorgendo del vostro esercito lì sul lato, stanno per attaccarvi, vediamo se verrà incrociato dalle muta. No, sta retrocedendo. No, niente di fatto. Partita un po' piattina, mi dispiace dirvi, perché insomma siamo al 27esimo minuto e più che fare oggi di chi ha le unità più belle non vi siete ancora incontrati. Avreste potuto vincerla prima basandovi sul vantaggio economico, ora invece sarà difficile. Questo esercito di lance del vuoto abbinato all'esercito massiccio di mutalische probabilmente riuscirà a avere la meglio su... no, però vediamo che qua ci sono anche adesso i counter per le muta, perfetto, dei Thor, fatte anche delle Viking. Insomma, con tutto il tempo che c'è stato, tutti hanno fatto i counter per tutto, quindi si tratta solo di vedere un po' quale sarà la micro. Vediamo che ora qui le muta sono state tratte in inganno, attirate al massacro, e ecco, se non le sposti in fretta rischi di perderle tutte. Per fortuna sei riuscito a salvarle. Vediamo alcune muta che sono andate invece al macello, questi zergling fermi, controllo del colosso, ottimo, questo almeno sei riuscito a portarlo a casa. Ora mandi gli zergling, ma verranno falciati dal colosso. Le mutalische sono ferme, le lance del vuoto si erano un po' intimorite. Ecco di nuovo il parassita neurale che si fa vivo, sì, questa volta è fatta. Quel parassita neurale sul colosso e l'esercito di lance del vuoto che non sono counterabili dai colossi, cioè dai Thor, li hanno fatto vincere. Sì, l'avversario ha perso proprio perché aveva splittato i suoi eserciti. Guardate qua cosa aveva, cioè se avessi avuto questi tre colossi e quegli stalker lì in mischia probabilmente avrebbe avuto la meglio. Il suo errore è stato appunto quello di separare l'esercito e questo l'ha portato alla rovina. Ora avete vinto la partita. Mi è piaciuto il parassita neurale sul colosso, anche se è stato un po' difficile riuscire a mantenerlo, visto che l'avversario è riuscito a distruggerti entrambi gli infestor. Mutalische che in questa partita hanno subito parecchio, infatti sarebbe stato meglio andare di corruttori contro un esercito cioè per distruggere i colossi e andare a bersaglio singolo sicuro conviene andare di corruttori, sono molto più efficaci. Oh, fantastico, sei riuscito a trovarli. Sì, stai sacrificando le lance pur di distruggerli i colossi, ma effettivamente ne vale la pena. Una volta distrutti quei due colossi, l'esercito di Zergling è ormai a campo libero. Sì, mentre quei poveri stalker corrono avanti e indietro nel tentativo di fare qualcosa, gli Zergling hanno spento tutti i piloni. Ormai è fatta. Anche se ora riuscirai a respingerli con qualche carro armato e qualche sforzo, ormai c'è una quarta base per il sardo sull'oro, la produzione quindi procederà senza problemi e l'esercito di stalker non basterà assolutamente. Vediamo che ha accumulato un sacco di minerali con cui potrà tentare un po' di riprendersi, ma ormai è tardi. Ecco infatti che appaiono anche le Roach finalmente. Roach condite con Zergling riusciranno a massacrare senza problemi gli Stalker e anche i Marauder.
magari fare qualche altra mutalisca. Cavolo, 3600-2004, dovresti sfornare un esercito di corruttori mutalische. Io andrei di endgame a sto punto, anche dei bei patriarchi. Eccolo qua, infatti la ricerca è stata fatta. Sì, dai, facceli vedere, facci qualche corruttore, qualche patriarca, che effettivamente qua non possono che chiudere la partita in bellezza. Vergogna per questo Protoss che ha mandato i suoi stalker a combattere senza nemmeno premere la A. Sì, arrivano le Hellion a difendere dagli Zergling, ma vengono comunque falciate perché ormai gli Zergling sono estremamente potenziati. Intanto Chromo arriva a dare il suo supporto. Qua magari una bella crescita fungina non sarebbe stata niente male, mentre le rocce fanno un vero massacro, anche perché ormai ha ricerche. Ecco, non ha fatto molte ricerche per le unità ranged perché è andato principalmente di Zergling, ma le ricerche si stanno facendo sentire nel combattimento. Sì, ormai qui ecco, con un po' di lance del vuoto la base sarà comodamente distrutta ignorando il cannone. Le Hellion contro gli Stalker sono un poco più che ridicole. Ecco, arrivano anche gli Zergling super pompati. Non sono ancora a 3-3, sono ancora a 2-2, però hanno la ricerca finale che gli aumenta del 20% l'attack speed, che è veramente qualcosa di devastante. Tirano un colpo ogni 0,59 e possono comodamente falciare tutto. Mi dispiace non aver visto in questo combattimento i patriarchi e le ultralische, che ormai erano da farsi. Arriva il GG da parte degli avversari. Partita ben giocata da Chromo e Sardo. A punti di fine partita, Chromo, per tutta la partita ti sei dimenticato di fare il probe sulla tua prima base, e questo è stato un po' un errore che hai protratto. Non hai sfruttato molto i minerali, vediamo che infatti a fine partita sei a 3000 di minerale inutilizzato, idem per il Sardo che ha 4000 e 3000. Avete giocato una partita con un'economia estremamente fiorente, il che come vi ho già fatto i complimenti nel corso della partita è stato ottimo. Quindi non so se per i miei consigli delle partite precedenti o semplicemente per una vostra iniziativa, un vostro miglioramento avete deciso di espandere parecchio, il che appunto mi rende fiero di voi. Ora il passo successivo è sfruttare appieno questa espansione economica, perché una volta che avete 5000 di minerale e 3000 di Vespene dovete anche produrre massivo e non avere paura di perdere unità. Siete stati tanto tempo con le unità in base dando all'avversario la possibilità di crearsi counter, ma posso capire magari per un toss che perdere le unità possa essere un po' un pianto ogni volta visto quello che costano, ma se avete 3-4 basi a testa contro gli avversari che avete ben controllato e non gli avete dato possibilità di espandersi, potete permettervi di continuare a massare e attaccare, il che vi porterà a una vittoria molto più rapida. Quindi il mio consiglio si riassume con non abbiate paura di perdere le unità quando avete un'economia vincente, perché le potete comodamente rimpiazzare. Lo Zerg tramite le tante basi, quindi le larve, è noto per la sua capacità di riprodurre le unità rapidamente, e tu Chromo non dovevi far altro che fare altri portali perché ti sei fermato a 4. Una volta fatti altri, con tutta l'economia che hai, potevi avere 10-15 portali con i quali avresti potuto rimpiazzare Stalker e Zealot in un attimo. Quindi con degli Zealot con la carica e delle belle ricerche in forgia avresti potuto fare eserciti a Swarm simil Zerg e attaccare senza problemi. Comunque buona partita ragazzi, avete gestito anche bene poi un po' la micro nel combattimento. Ho visto che i Benelink sono stati un po' splittati, ho visto che le lance del vuoto sono state utilizzate per andare a cercare i colossi, quindi sacrificate ma a buon fine. Al prossimo video e ciao a tutti, ciao ciao.